grossissimo colpo, eravamo in casa, non sapevo cosa fosse, pensavo fosse una tegola che avesse abbattuto in qualche posto, però poi uscendo e guardando in alto ho visto tutto, praticamente la grondaia contorta, storta all'indietro e tutto il profilo di lato. La paura si è scatenata poco dopo le 12 in questa abitazione di via Riviera Sile a Musile di Piave. Il verdetto fa venire i brividi, una tromba d'aria che si è abbattuta in zona in pochi istanti. Nessun ferito fortunatamente, ma danni e disagi. Sono venuti i pompieri e andando su hanno visto che è tutto scoperchiato per 5-6 metri quadri. Quella di Musile è soltanto una delle istantanee della nuova, ennesima giornata di passione per il maltempo. L'eccezione ormai è regola in questo 2014 da incubo. Il calendario segna agosto, ma sembra uno scherzo. In tutto il Veneto è una giornata con temperature ovunque sotto i 20 gradi e tanta pioggia. Un nubifragio che colpisce tutta la regione, dal Veronese al Trevigiano, ma come l'ultima volta è il Veneto orientale a soffrire di più. Dalla nottata in avanti scendono 50 mm di pioggia, la situazione più critica a Sandona di Piave. Una quindicina di interventi soltanto in città, da via Sabbione a via San Lazzaro, da via Roma a via Passarella. Garage scantinati e sottopassi allagati, ma anche paura per il livello dei canali. Al lavoro i vigili del fuoco, gli uomini della protezione civile. Da stamattina che lavorate? Sì, verso le 8:30 che stiamo lavorando. Siamo andati in diverse zone di Sannonà. Allagamenti scantinati. Le fognature non riescono a smaltire e ovviamente bene su, e dovranno finire sui garage, sulle zone più basse in pratica. Nella frazione di Isiata, allagato il campo della Sagra pronta a partire in serata, corsa contro il tempo per non far saltare tutto. Noi stiamo lavorando adesso per tirare fuori l'acqua, per pulire tutto quanto, in modo che stasera riusciamo a aprire per il ballo. Le chiamate dei vigili del fuoco intanto si moltiplicano, la tromba d'aria Musile e poi allagamenti anche ad Eraclea, mentre a Lugugnana di Portoguaro un fulmine si abbatte sul campanile della chiesa della Vergine del Carmelo e provoca un buco sulla sommità. Pioggia costante anche sulle località di mare, soprattutto Caorle e Bibione. Qui molti vacanzieri decidono di lasciare la villeggiatura, una fuga dal maltempo che congestiona il traffico in uscita. Già, perché questa ennesima giornata di maltempo cade anche nel giorno del primo controesodo. Puntuali arrivano le code e i rallentamenti peggiorati dalla pioggia, soprattutto lungo la A23. E sull'asse autostradale Trieste-Venezia si registra la coda che raggiunge 23 km in mattinata. Molto elevati i flussi in transito anche lungo la A4, con code a tratti fra il nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro e fra San Stino e Sandona di Piave in direzione Venezia, con pesanti rallentamenti in entrata ai caselli di Sandona di Piave e San Stino di Livenza.